Il piacere di potersi confrontare con il passato o di ricordare concorsi e vittorie di un tempo è affidato a quelle rare immagini che ci permettono di rivivere con nuova meraviglia imprese ormai mitiche. Il commento è dello stesso protagonista, Raimondo Dinzeo. Siamo nel 1956 e ci troviamo in Roma allo Stadio dei Marmi, convenuti qui per fare una categoria preolimpica in vista delle Olimpiadi di Stoccolma. Quello che state vedendo è The White Man, famoso cavallo più che altro specialista delle categorie di potenza, che era il mio cavallo di riserva ai Giochi Olimpici. Come potete vedere gli ostacoli sono di un genere un po' differente da quelli di oggi, cioè molto vuoti, quindi in un certo senso più difficoltosi. Vedete come i cavalli sono sempre in avanti, si cerca anche sugli ostacoli verticali sempre la chiamata in avanti, cioè la cadenza al cavallo che deve galoppare verso l'ostacolo. Questo poi è una storia strana, questo cavallo, perché era un cavallo che era stato a suo tempo scartato. Ed ecco il famoso Merano, cavallo italiano, salernitano per la precisione, cavallo che quindi gesta sono state note in tutto il mondo, è un cavallo che era amato in tutto il mondo. Era un piccolo cavallo perché è un cavallo che era appena alto 1,64 con un po' il genere di cavalli salernitani, però era veramente quello che chiamavano un gatto. Mi ricordo Alberto Giubilo che l'aveva definito il cavallo professore perché non sciupava niente ma difficilmente commetteva degli errori. È un cavallo di un cuore enorme, sempre generosissimo, sempre pronto alle chiamate del suo cavaliere. Vedete come il cavaliere lo cerca in continuazione sempre in avanti e il cavallo sempre corretto, sempre rispondente. Cavallo molto agile, cavallo raccolto. Ed ecco qui Posillipo. Posillipo è un po' direi una primizia questa, perché il cavallo aveva solo 5 anni e siccome già mi ero accorto che era un cavallo che aveva delle doti non comuni, già avevo chiesto il permesso di poter disputare con lui questa prova preolimpica. E il cavallo, pur affrontando ostacoli che non aveva ancora mai visto, il cavallo se la cavò benissimo. E questo già mi fece fare un pensiero alle Olimpiadi poi seguenti, quelle di Roma, dove infatti ho montato il cavallo e con una buona sorte ho potuto vincere la medaglia d'oro. Ecco, vedete il cavallo giovane che su una difficoltà di una diagonale con 2 verticali dopo una gabbia di larghi, infatti non avendo abbastanza mestiere, commette un errore. Però il cavallo già lì si mise in luce e si mise sull'occhio di tutti. Vedete questo ostacolo come molto vuoto alla base, era lo stile degli ostacoli di una volta. Ed eccoci a Stoccolma, con Merano nella disputa della prova di salto ostacoli dell'Olimpiade. Commentare questa prova è superflua perché si può benissimo vedere l'entità degli ostacoli e soprattutto la difficoltà nella vicinanza di un ostacolo all'altro. Queste difficoltà potevano essere superate soltanto da cavalli che potevano galoppare in avanti, perché ecco, guardate questa addirittura, riviera, a poca distanza il muro e ancora a breve distanza una doppia gabbia che era veramente enorme. Qui Merano sta affrontando il penultimo ostacolo e poi l'ultimo ostacolo, forse un po' troppo brillante, dove il cavallo ha fatto l'errore che l'ha costretto al secondo posto. Ecco a rallentì il passaggio della doppia gabbia nel secondo giro, nel secondo percorso,
e vedere lo sforzo del cavallo nel superare questo ostacolo. Ecco di nuovo la ripetizione degli ultimi due ostacoli e questa volta sulla lezione del primo il percorso senza errori. E dopo queste immagini della premiazione della prova individuale alle Olimpiadi passiamo a vedere la finale del campionato del mondo svoltasi circa un mese dopo ad Aquisgrana. Il primo cavallo che vedremo sarà Merano nella prova finale, perché tutti i concorrenti montano prima il proprio cavallo e poi gli altri. Ed ecco Merano. Merano nell'affrontare la doppia gabbia nella prova finale. Eccolo sul muro, penultimo ostacolo. Si avvia verso l'ultimo ostacolo. Ed eccoci al secondo cavallo della finale, il cavallo del cavaliere tedesco Fritz Tiedemann, Meteor. Questa finale è stata improntata alla difficoltà del terreno, perché c'era un tempo piovosissimo da alcuni giorni e il terreno certamente non era dei migliori. Ecco il cavallo che affronta in verticale di barriere su un arginello nell'ultimo ostacolo, ecco il muro penultimo. Ed ecco di nuovo il passaggio sulla doppia gabbia. Meteor era un cavallo molto potente, di non facile amministrazione perché era un cavallo fortissimo. Eccolo sul penultimo muro. E poi verso l'ultimo ostacolo. Ed eccoci al cavallo dell'argentino Delia, discutito. Cavallo molto insanguato, difficile da amministrare anche lui. Ed ecco un passaggio al replay di discutito sulla doppia gabbia. Cavallo di molto sangue, cavallo di temperamento molto acceso. Ed eccoci al percorso finale della prova di Fahnenkönig, il cavallo dello spagnolo Paco Goiuaga. Cavallo formidabile, ritenuto da me e da tutti uno dei migliori cavalli che sia mai esistito. Eccolo avvicinarsi all'ultimo ostacolo della prova, ed ecco la gioia sprizzare con un abbraccio al cavallo e il campionato del mondo era vinto. Al termine di queste lezioni desidero trattenermi ancora qualche minuto con voi per riepilogare un po' quello che abbiamo visto ed ascoltato e soprattutto per fare delle raccomandazioni. Mi raccomando questo specialmente ai ragazzi e anche agli istruttori, al di là di quello che può essere l'amore per il cavallo, la cura per il cavallo, che è una cosa importantissima nel nostro sport. Quello che prego è di valutare sempre bene le proprie possibilità prima di passare a cose direi superiori, cioè partire da una base di un assetto perfetto, e questo mi rivolgo soprattutto agli istruttori, di un assetto perfetto, che i ragazzi abbiano un assetto forte e giusto, perché solo con un assetto così ben consolidato a cavallo possiamo andare e percorrere una strada sicuri di arrivare alle nostre mete. Quindi mi raccomando, quello che riguarda l'assetto l'abbiamo visto sufficientemente. Mi raccomando, quando si lavora sugli ostacoli, non avere la fretta e la voglia di saltare alto. Non serve saltare alto, quello che è molto importante è saltare bene e poco. Ricordatevi che tutti i più grandi cavalieri sono arrivati alle grosse competizioni, direi anche alle Olimpiadi, ai campionati del mondo, eccetera, non facendo dei salti grossi, perché quello sforzano i cavalli e soprattutto demoralizzano i cavalli. Al di là di tutto questo mi raccomando, umiltà, spirito di sacrificio, amore per i cavalli, perché solo con questi presupposti si può arrivare alle mete che vi prefiggete. Auguro a tutti di trovare dei posti dove lavorare con istruttori coscienti
e soprattutto all'altezza del compito, perché di questi ce ne sono. Quindi al di là delle scelte dei cavalli, mi raccomando, è molto importante la scelta di un buon istruttore.